Bene, buon pomeriggio a tutti. Io direi che possiamo cominciare, poi se c'è qualcun altro si aggiungerà a strada facendo, lo coglieremo ben volentieri. Mi presento, sono Francesco Contin, sono Project Manager di Tedi e questa sera ho il compito di moderare il terzo appuntamento della settimana delle startup che abbiamo deciso di organizzare in questo modo. L'iniziativa parte da Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, che ha coinvolto il cluster di Tedi, ha coinvolto Friuli Innovazione, un polo tecnologico di Pordenone e l'associazione Unicorn Trainers Club, con il compito e con l'obiettivo soprattutto di favorire la contaminazione e l'open innovation e creare opportunità di scambio, di conoscenze, di collaborazione tra quelle che sono alcune 15 per la precisione in questa settimana, 15 start-up innovative regionali per mettere a disposizione le loro competenze, le loro conoscenze, le loro soluzioni verso il mondo imprenditoriale, manifatturiero, dei servizi regionali. E come nei giorni scorsi, questa sera abbiamo l'occasione di conoscere 3 start-up diverse, che sono nello specifico Friul Dev, Friul Innova e Ligalai, e ognuna di esse avrà 7 minuti di tempo più 3 minuti in cui ne approfitteremo per conoscerle ulteriormente meglio con domande che possono arrivare dal pubblico e quindi 7 minuti ciascuna per presentarsi. E se ci sono domande dal pubblico le potete scrivere in chat, poi mi prendo la responsabilità e il compito di porle io all'interno di questi 3 minuti alle 3 aziende. E al termine invece delle 3 presentazioni verrete divisi in 3 stanze, in 3 rooms, in ognuna delle quali trovate la singola azienda e ci sarà l'occasione per un approfondimento diretto per conoscere meglio gli imprenditori, le idee e le loro soluzioni. 2 parole sulle aziende che si presenteranno. Marco Spagnol presenterà Friul Dev. Friul Dev si occupa di soluzioni software di meccatronica industriale per PMI, con sistemi di gestione delle lavorazioni in macchine utensili, impianti produttivi, controlli numerici, grazie alla progettazione, installazione e interconnessione di sensoristica 4.0. Alessandra Piccolo per Friuli Innova. Friuli Innova è una startup che si occupa di consulenza specialistica alle imprese, in particolare PMI, in termini di tecnologie e processi industriali 4.0, digital transformation, trasferimento tecnologico, innovazione strategica e nuovi modelli di business. Infine Dario Tion per Legalai. Legalai è una startup che ha sviluppato soluzioni che consentono agli utenti, persone fisiche, aziende, enti o professionisti, di navigare in internet e raccogliere con valore legale ogni contenuto visitato e presente online. Chiaramente le 3 persone racconteranno molto meglio di me le loro soluzioni, le loro aziende. Io direi di cominciare subito con Marco, per cui ti chiedo di condividere la tua presentazione, condividere lo schermo. Buonasera. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti. Vedete? Ok. Si vede, vai pure. Sì. Perfetto. Eccoci qua. Allora, appunto, grazie dell'introduzione. Sono appunto Marco Spagnol, titolare di Friul Dev SRL, startup innovativa appunto specializzata nella creazione di sistemi per la gestione delle lavorazioni applicate a macchine utensili e impianti produttivi, anche progettando e realizzando una sensoristica 4.0 dedicata al caso d'uso. La startup è stata fondata nel 2018 e ha sede operativa in Friuli Innovazione e sede legale a Cordenons. Questo per dare per essere vicini ai clienti finali. La startup la considero uno step evolutivo del percorso fatto finora, quindi prima diciamo accademico e poi professionale, perché mi sono occupato appunto nel 2015 ho finito il dottorato di ricerca in meccanica delle vibrazioni, dove mi sono occupato di condition monitoring, di diagnosi dei danni sul macchinario. Successivamente ho portato queste conoscenze
come consulente nelle grandi aziende qua del territorio e dopo appunto diversi anni di esperienza ho deciso di aprire la startup con l'ottica di creare progetti di ricerca e sviluppo applicati appunto a sistemi industriali. Come step evolutivo e comunque agevolare, diciamo, la crescita della startup, ho deciso di condensare il know-how diciamo, sviluppato durante la consulenza in alcuni prodotti. Questi qua sono, diciamo, i 3 primi prodotti che adesso vi presenterò. Per la creazione, appunto, è servito del know-how di tecnologia meccanica, di informatica e automazione, di gestione della produzione e di perizie tecniche industriali. Se prima appunto questo know-how veniva utilizzato per progetti custom, adesso vorrei diciamo, rendere scalabile il business trasformandolo appunto in prodotti, anzi è stato fatto questa cosa qua. Il primo prodotto, ad esempio, è ProdLogger, che è un sistema automatizzato di tracciamento della produzione, dove sono stati depositati 2 brevetti, 2 domande di brevetto, che sono adesso in corso di valutazione. C'è il Work Manager, che è un sistema di gestione della lavorazione in macchina, integrato dal CNC con CAM Embedded, e c'è il Machine Analyzer, che è un sistema di monitoraggio ed efficientamento del macchinario. Questi prodotti sono, diciamo, proposti sul mercato in una suite che si chiama Machine 360, dove il cliente finale può, ad esempio, con il Work Manager, schedulare la produzione, generare i par program e inviarli in macchina. Con invece il ProdLogger si leggono i dati in tempo reale del macchinario e l'operatore è in grado di analizzare la produzione tramite dashboard o comunque visualizzazioni diciamo più o meno standard, più o meno customizzate. I dati produttivi e provenienti dal macchinario vengono comunque convogliati nel Machine Analyzer, che permette di monitorare e analizzare il funzionamento della macchina. Il Machine Analyzer è in grado di dare un feedback verso il Work Manager che in pratica consente di ottimizzare la schedulazione della produzione oppure anche i parametri di produzione e proprio anche di lavorazione del macchinario. In questo momento sono divisi, tra virgolette, in 2 fasce, quindi una fascia base, che è quella che serve più al cliente finale, diciamo, in questo momento, e una fascia advanced, quindi con Work Manager e Machine Analyzer. Proprio per questo vi presento prima di tutto, comunque in questa occasione di questo evento, vi presento il ProdLogger. Il ProdLogger è nato come esigenza delle PMI perché durante il periodo diciamo, anche di perizie tecniche industriali, quindi anche legate all'ipermontamento, sono stato molto a contatto con i titolari delle imprese, per cui sono riuscito a raccogliere il bisogno del titolare e, combinato all'esperienza tecnica di consulenza, quindi meccanica e di informatica, sono riuscito a creare questo pacchetto. Il pacchetto è definito un pacchetto all-in-one perché si parte proprio dalla lettura del dato in macchina, in real time, e viene persistito il dato e viene presentato tramite praticamente visualizzazioni di tipo web. Il sistema è modulare e scalabile, quindi sia dal punto di vista software che hardware. Questo permette un'installazione on-premise, quindi all'interno della fabbrica del cliente, oppure in cloud, o comunque anche distribuito su nodi. Altra attività che è stata svolta è stata proprio quella di creare una black box industrializzata, ingegnerizzata qui in azienda, con anche marcatura CE, quindi diventa proprio un prodotto diciamo, distribuibile all'interno dell'impianto produttivo. Come tecnologie utilizzate diciamo, è stato utilizzato software cross-platform e web-based. Questo permette di poter portare il codice sia su piattaforme Linux, su Windows, e permette anche di svincolarsi ad esempio dalla scelta del tablet specifico, oppure quindi il cliente, diciamo, se vuole compra il tablet, se no, no.
L'esperienza ci ha portato appunto a creare questo prodotto verticale, ma in realtà utilizzando una piattaforma, un'infrastruttura orizzontale, utilizzando e sfruttando tecnologie di Industrial IoT. Questo permette anche di eventualmente integrare ulteriori sensori e quindi anche uno sviluppo futuro. Ovviamente è possibile anche integrarsi con altri sistemi. L'approccio è di tipo di vendita, è di tipo custom consulenziale su richiesta, nel senso che è possibile vendere il prodotto così com'è, oppure è possibile creare dei connettori verso le macchine custom o anche visualizzazioni customizzate oppure diciamo anche sì, altri tool insomma. In questa fase, in pratica, tutto lo sviluppo è iniziato nel 2018, quindi adesso la parte di R&D è completata, è stato eseguito del beta testing presso dei clienti, diciamo, al territorio, che hanno in questo caso finanziato il progetto comunque con l'acquisto di licenze. La rimanente parte, che è anche quella più grossa, è stata autofinanziata tramite progetti custom per altri clienti. Marco, ti Vari, segnalo nel che il senso... tempo è scaduto. Se... Ok, guarda, è l'ultima slide, quindi Ok, nel senso... vai pure. sì, quindi con la parte di appunto nel senso autofinanziamento e anche come bandi por FESR, quindi è stato ottenuto un bando a 120.000 euro. In questo momento sono alla ricerca di investitori per appunto espandere il business, sto impostando una strategia di marketing e sto consolidando una partnership strategica, ad esempio anche qui con le aziende di Friuli Innovazione e dell'Università di Pordenone, proprio per portare insomma il concetto di Industria 4.0 nelle aziende. L'obiettivo appunto da questo incontro è quello appunto spero insomma in un'espansione aziendale. E niente, quindi avrei concluso. Grazie mille. Ringrazio. Vediamo, non mi sono arrivate al momento domande dal pubblico, non so se Carlo o qualcuno del gruppo di lavoro ha qualche commento, richiesta di approfondimento da fare. Nel frattempo vi ricordo che c'è la possibilità di scegliere con quale startup dialogare al termine delle presentazioni, scrivendo direttamente a Lorenzo o D'Andrea in chat privata oppure selezionando con il bollino verde che trovate sulla piattaforma Zoom la vostra preferenza. Marco, ti rivolgo una domanda fatta da Carlo Kraskovic, il quale chiede se avete già idea in quale direzione volete espandere il business. Beh, dal punto di vista tecnico sicuramente sulla parte del machine analyzer, perché lì è possibile proprio, diciamo, implementare nuovi algoritmi e creare in pratica e poter trasmetterli maggior know-how, insomma, rispetto a quanto visto in passato, quindi sulla parte di diagnosi e dicendo, quindi quello lì è sicuramente dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista invece commerciale, ovviamente adesso sto studiando, diciamo, come impostare una rete di vendita e come, insomma, come raggiungere, diciamo, un territorio più vasto. Posso chiedere una cosa? Hai parlato spesso di clienti, PMI clienti, che anche per dare degli spunti alle imprese che ci staranno seguendo, di che settori parliamo? Giusto. Allora, i beta tester sono appunto settore, ad esempio, lavorazioni degli stampi, quindi stampi per poi materie plastiche, oppure anche il settore del legno, mobile arredo. Aziende, diciamo, sull'intorno dei 2 milioni di euro di fatturato, dai 2 fino ai 10, insomma, quelli è la fascia. Infatti, eravamo presenti anche al Samu Expo, proprio all'interno del padiglione del Comet, anche in questo caso qui a febbraio, tra l'altro. Diciamo che quello lì potrebbe essere proprio il target. Perfetto. Un'ultima domanda prima di passare la parola ad Alessandra. Le dimensioni previste del business nel 2020-2021? Domanda fatta da Athos Nobile. Dopo il Covid non mi esprimo, cioè quest'anno è un grande punto di domanda, però insomma si spera insomma, di fare bene.
Ok, casomai poi ne approfondiamo maggiormente nelle singole stanze. Io direi, intanto ti ringrazio e ci vedremo sicuramente dopo. E chiedo ad Alessandra di condividere lo schermo e poi appena pronta faccio partire il cronometro. Alessandra, Ok, mi sentite adesso? Sì, quando sei pronta possiamo partire. Ok, sono prontissima. Aspettate un po'. Sì. Non so che cosa vedete. Vedete la mia presentazione o vedete anche solo la mia immagine? No, vediamo la presentazione, ma non ancora a schermo intero. Vai. Ok. Allora, presentazione dall'inizio. Perché non si condivide? Non condivide. No, il più e il meno. Quello sotto in fondo a destra c'è quella specie di schermo che si vede. Cioè, da una parte c'è scritto 80% e dall'altra c'è uno schermino. Non penso che sia questo, sai, perdonami se No, mi permetto. No, Franco, no, vai no. ancora un po' a No. sinistra, leggermente a sinistra. Vai leggermente a sinistra. No, non funziona proprio l'app che condivide, accidenti. Queste sono le cose della diretta, no? Si dice. Il bello della diretta. Facciamo come Lily Grubert, no? Che se la cavava molto bene lei in realtà, molto meglio di me. Nel senso che io provo ad espandere, ma non è questo il punto. Dalla mia app di PowerPoint non condivide sua zia della presentazione. Scusate, Alessandra, riprovo a fare lo share. Aspettate, facciamo così, dai, non c'è problema. Ok, dai. Ciao la mamma, arrabbiata, presentazione, e niente, non va. Dai, vorrei mica che sono capace di dirlo a voce così. No, dai, ci siamo riusciti prima a vederla a schermo intero, vuoi non riuscirci adesso? Sì, ma in effetti è proprio la... Riprendi presentazione, oh, Esatto. vedi un po'. Adesso sono sicura che vedete. Sì. Sì? Ok, perfetto. Super, dai, pensavo di dover rompere il ghiaccio con qualcos'altro, invece ci ha pensato il PowerPoint a farlo. Allora, tanto grazie, bentrovati. Io ringrazio coloro invece che hanno organizzato questo evento. In realtà, nonostante un lungo periodo di lockdown, non si fa fatica un po' ancora ad abituarsi a questa modalità da remoto, no? Ringrazio anche il collega di Friul Dev, nostro dirimpettaio, per aver rotto ulteriormente il ghiaccio, aver avviato questa conferenza. Dunque, io sono Alessandra Piccolo, sono qui assieme ai colleghi Alessandra Frizzera e Gabriele Zorzi, alcuni dei colleghi che fanno parte di Friuli Innova, una startup innovativa che ha sede presso il polo di Friuli Innovazione a Udine e che ora abbiamo il piacere di condividere, insomma, perché nasce, che cosa fa e naturalmente il piacere, insomma, che proviamo nel fare quello che facciamo. Allora, siamo una startup innovativa che è nata appena che all'inizio del 2019 dalla quindicinale esperienza di Euroservice, che infatti Friuli Innova fa parte del gruppo Euroservice, nato 15 anni fa con una forte esperienza e leader appunto nel mercato in europrogettazione. Ok? Qual è la nostra missione? È quella di mettere le ali alle idee di nuovi imprenditori piuttosto che aziende consolidate che intendono avviare un nuovo progetto imprenditoriale, quindi un nuovo, diciamo così, segmento dell'azienda. È chiaro,
si tratta di dare forma quindi a queste idee, e siccome siamo convinti che ogni azienda, ogni idea imprenditoriale è unica, sappiamo molto bene che l'assistenza che vogliamo offrire alle aziende e i servizi devono essere assolutamente tailor-made, no? Quindi su misura. Beh, che cosa facciamo? A partire quindi da un'idea che vuole spiccare il volo con delle ali energiche, solide e affidabili, noi partiamo proponendo quindi il business plan. Sappiamo che è uno strumento fondamentale affinché le aziende, le loro idee abbiano ben chiaro il percorso che devono fare per arrivare allo sviluppo dell'azienda, dell'idea stessa. Un business plan che non si limita a un conto economico previsionale, ma deve prevedere anche un piano marketing e un piano strategico. Questo è coadiuvato da una consulenza che mappa il modello di business e a partire dall'individuazione del corretto livello di maturazione tecnologica dell'idea, va ad individuare quelli che sono gli strumenti a supporto dell'idea stessa e allo sviluppo naturalmente dell'idea stessa. Ovvio che noi ci impegniamo assieme all'impresa, assieme all'imprenditore a fare in modo che questo business funzioni, che abbia un bel segno più davanti. Quali sono gli strumenti che utilizziamo? Tutti quelli che vengono dalla finanza agevolata. Abbiamo detto che veniamo da una quindicinale esperienza nel campo dell'europrogettazione e quindi tutto ciò che aiuta le imprese a supportare gli investimenti, a renderle innovative, a farle crescere, a renderle competitive, cerchiamo di portarle nell'azienda che decide di affidarsi e di fare questo percorso assieme a noi. Quindi assistenza personalizzata per start-up innovative, imprese, centri di ricerca, anche aziende del terzo settore ed enti pubblici. Lo facciamo con un particolare focus rivolto all'industria 4.0, ambito che ha toccato molto bene il collega di FriulDev che ha presentato prima, attraverso un team naturalmente specializzato in questo settore che si propone non tanto di fare la semplice perizia, no? Naturalmente che va a certificare che il bene che l'azienda acquista è 4.0 e quindi va a utilizzare una determinata agevolazione fiscale, bensì anche sperimentando l'essere pionieri in settori che magari fino ad oggi sono stati inesplorati. Per dire, l'agricoltura è un settore che ne ho inserito nella legge di bilancio 2020 e che consente anche alle aziende agricole di ottenere, di usufruire dei benefici della 4.0, che vede questa, diciamo così, normativa applicata non solo nei trattori, ma anche negli impianti di irrigazione. Non so fare la lista della spesa, però sono diversi consolidati per noi e altri in sperimentazione. Le macchine speciali, il settore sanità, ovvero tutti quei dispositivi di diagnostica per immagini. E poi anche il comparto neve, molto sconosciuto, però insomma una grande opportunità di business, non soltanto per noi, ma anche per chi non solo acquista questi beni strumentali, ma anche per chi li vende, perché supportiamo a 360 gradi. Ok, beh, ci sentiamo di dire che come startup innovativa, siamo diventati innovativi alla fine del 2019, ovvero iscritti alla sezione delle startup innovative. Perché? Perché grazie all'utilizzo, allo studio, all'implementazione e al perfezionamento di strumenti innovativi, grazie anche alla consulenza di una società di Lubiana, okay, dotiamo i nostri strumenti di intelligenza artificiale e machine learning. Perché? Perché abbiamo visto che nei processi di accompagnamento alle imprese ci sono delle fasi che possono essere automatizzate. Questi automatismi ci consentono di concentrarci maggiormente sul nostro cliente, ok?
Il processo di individuazione del modello avviene in maniera più veloce, ok? Rispondendo in maniera altrettanto veloce alle necessità dell'azienda che accompagniamo. Capite che in un periodo in cui l'innovazione è velocissima, rispondere con, non dico altrettanta velocità, però con una velocità sostenuta alle necessità dei nostri clienti diventa una sfida da accettare quotidianamente. Okay. Alessandra, ti segnalo che il tempo è scaduto. Ok, gli ultimi 2 punti che vuole essere una call to action, ok? Siccome siamo convinti della funzionalità, della concretezza dei nostri strumenti, vi diciamo che li testiamo prima di tutto su di noi e tanto più che in 18 mesi, grazie a questi, abbiamo ottenuto oltre 150.000 euro tra fondo perduto e agevolazioni fiscali. E il nostro invito è quello di non vogliamo fare quelli che dicono sappiamo già tutto. Se voi avete individuato, siete convinti che ci sono delle aree in cui si possono fare delle ulteriori esplorazioni, ebbene accettiamo la sfida e quindi senza esitazione contattateci. Questo è il messaggio che vogliamo lasciare. Ti ringrazio. Grazie a voi. Come prima chiedo se ci sono delle domande, degli interventi. In attesa che arrivino, ho io una curiosità da chiederti, se ci puoi spiegare meglio come utilizzate gli algoritmi di machine learning nell'attività che fate. Sì, allora ti faccio un esempio concreto e ti ringrazio anche per la domanda. Quando semplicemente si va a identificare un bando a supporto di un determinato investimento, ok? Noi sappiamo bene che le pagine di questo bando sono 30, 40, 50, 60, no? E sono oggetto di accurato studio da parte di un tecnico che deve redigere, deve predisporre la domanda di contributo, no? E ci sono questi strumenti di intelligenza artificiale e machine learning ci consentono di realizzare in un tempo davvero ristrettissimo delle schede bando, chiamiamolo il bignami del bando stesso, che ci consente di condividere con il nostro cliente in maniera molto veloce e dritta al sodo, okay, i tratti salienti del bando stesso. Okay? È chiaro che i nostri tecnici non è che si, diciamo così, defilano dallo studio, anzi, il fatto che ci sia uno strumento che automatizza la preparazione di queste schede consente al nostro tecnico di porre maggiore attenzione nella scrittura e nella predisposizione della domanda. Questo è uno delle prime cose che abbiamo ottenuto e che stiamo già utilizzando, per dire questo è il primo, ma ce ne sono anche altri, tipo anche l'automatizzazione di parte di progetti europei. Giusto per, nasce proprio da lì, no? da quella spinta, l'idea di scavare, cercare, creare uno strumento che supporti i nostri tecnici o comunque l'azienda a velocizzare, anche automatizzare. Molto bene, ti ringrazio. Grazie a te. Se non ci sono altre domande, approfitto di farne una io. Quali sono un po' i vostri modelli di contatto con il cliente, cioè di rapporti con il cliente? Avete una fee su base annuale, poi delle percentuali sui bandi che ottenete? Mm-hmm. Generalmente svuotiamo il salvadanaio dei clienti, ti dirò. Sì, allora, diciamo che non lavoriamo a puro success fee, ecco, questo è ovvio. Allora, noi generalmente partiamo da un'analisi, ovvero abbiamo bisogno di comprendere la tipologia di azienda piuttosto che di startup. Qualora non sia ancora formata, in realtà cerchiamo di capire qual è la situazione dell'aspirante imprenditore per vedere in quale direzione andare, naturalmente. Quindi prima c'è un'analisi dell'azienda, del piano di sviluppo che intende avviare, quindi proprio la lista della spesa. Okay? Sulla base del match che esce da questa analisi, okay, si va a stabilire il piano che andiamo a condividere con il cliente, su cui
correre assieme. Può essere che diciamo così, l'idea progettuale viene soddisfatta con una singola progettazione, e quindi sicuramente c'è una parte fissa e una parte variabile, che naturalmente la parte variabile include anche tutto quello che si chiama assistenza tecnica, ok? Rendicontazione non è un puro successo perché ti abbiamo fatto vincere il bando, piuttosto che ti abbiamo fatto ottenere l'obiettivo, no? Questo è ovvio, piuttosto che un accompagnamento continuativo, perché insomma, diciamo così, ci sono più azioni da mettere in campo e quindi diventa uno strumento che deve essere armonizzato in azienda, diventa proprio uno strumento che va armonizzato e come tale deve essere accompagnato in tutte le attività dell'azienda, che non deve essere rallentata perché semplicemente noi gli chiediamo il preventivo e questo, quello, quell'altro praticamente. Vedo che c'è un'altra domanda. Scusa, sì. Scusa, volevo giusto porti quest'ultima domanda, ma ti do pochissimi secondi per rispondere, così poi lasciamo la parola a Dario. Quindi se l'hai già vista, se non te la propongo io, quali sono i vostri clienti target? Allora, sicuramente le start-up con una chiara idea di business, ok? Piuttosto che aziende già consolidate che fanno produzione, che fanno attività di ricerca e sviluppo, che vanno all'estero o ci vogliono andare, ok? E che intendono fare investimenti, ovvio. E diciamo che il target potrebbe essere dai 2 milioni di euro in su, è corretto. Ti ringrazio. Grazie Poi a voi. sarà modo di approfondire nella sessione singola. Certo. Lascio adesso la parola a Dario Tion di Legalai, a cui chiedo di condividere lo schermo, poi quando è pronto partiamo. Vai. Perfetto, grazie agli organizzatori per l'ospitalità e grazie anche ai colleghi che mi hanno preceduto. Legalai è una startup innovativa, io di questa startup sono socio fondatore e amministratore. È una startup che opera nel mondo del legal tech, cioè che cerca di andare a seguire quello che è il sviluppo, forte sviluppo tecnologico che impatta sulla società, andando a in qualche modo portare soluzioni che poi entrano nel mondo legale, aiutano il mondo legale a evolversi. Vi do qualche statistica per capire di cosa stiamo parlando in Italia. Noi abbiamo circa 6 milioni e 3 casi che finiscono in tribunale ogni anno, circa 13.000 cause per contraffazione di loghi e prodotti, 30.000 di diffamazione, 18.000 nuovi casi di stalking all'anno. Parliamo solo di casi italiani. Sappiamo che in Europa c'è un trend che è come quello italiano, un aumento del 5-10% anno. Tutte queste attività diciamo criminali in qualche modo sono spostate ormai molto spesso nel mondo cyber, nel mondo online, e lasciano tracce in rete. Quindi per potermi tutelare a fronte di situazioni come una contraffazione, una concorrenza sleale, una diffamazione, sempre più io ho necessità di raccogliere dalla rete la prova che spesso è volatile, quindi può essere cancellata velocemente e non essere più recuperabile, al contrario di quelle che sono un po' le credenze, che si pensa che un qualcosa che in rete sia facilmente recuperabile in qualunque momento. Non è così, a volte anche diciamo, le forze dell'ordine hanno difficoltà a recuperare un contenuto cancellato, che comunque a me ha già cagionato un danno. Quindi quello che abbiamo ritenuto di fare è di realizzare una startup che si occupasse di acquisire, di consentire a qualunque cittadino, azienda, realtà di acquisire in autonomia contenuti in rete. Parliamo di pagine web piuttosto che post su Facebook, piuttosto che siti vetrina di aziende e così via, consentendo quindi di mettere in sicurezza delle possibili prove del materiale per poter poi tutelare i propri diritti, sia in ottica reattiva, qualcuno mi ha offeso, mi ha attaccato, vado a reagire in sede diciamo di sede giudiziale o in stragiudiziale, o in alternativa in ottica anche proattiva, mi preparo, mi tutelo prima che possa verificarsi un evento. Quello che succede oggi purtroppo è che molte volte questo materiale viene raccolto con stampe delle pagine e screenshot, quindi semplice raccolte di fotografie dallo schermo, che in Cassazione già si dice dal 94 che non ha un forte valore probatorio, può essere tranquillamente contestata perché può essere tranquillamente alterata. Cioè io posso costruirmi una prova con un Photoshop e portare in tribunale, per esempio, un documento che poi non risulta veritiero.
Quindi Legalai è nata ed è una startup, diciamo, un po' coi capelli grigi, sia per anno di fondazione, insomma siamo già in 4-5 anni sul mercato, sia per diciamo, l'età media dei componenti. È nata con l'idea di realizzare strumenti accessibili a chiunque, quindi semplici, facili da usare, appunto, per acquisire qualunque contenuto presente in internet, web, social, chat, messaggistica, webmail, per poter tutelare i propri diritti, sia io soggetto giuridico, soggetto privato o soggetto pubblico. Il team di management è fortuna di essere estremamente eterogeneo, quindi abbiamo da esperti di sicurezza, esperti di forensic, a persone che hanno una nota esperienza nella gestione di grandi aziende, e questo ci ha consentito in tempi abbastanza, insomma, rapidi di sviluppare delle soluzioni, di passare sotto l'interesse del mercato. Quello che abbiamo voluto fare noi è anche di andare a brevettare la modalità con cui acquisiamo la prova su internet. L'abbiamo brevettata in Italia ed è in fase di brevetto a livello europeo. Questo sia per un discorso di tutela del nostro business, ma soprattutto per un discorso di trasparenza. Noi non siamo una scatola nera che raccoglie le prove chissà come, ma vogliamo dichiarare e specificare e spiegare come viene effettuata la raccolta in maniera tale che non sia contestabile in sede giudiziaria. Abbiamo recentemente chiuso una campagna di equity crowdfunding che è andata, devo dire, molto bene, ci ha portato all'overfunding pieno, per cui una raccolta, avevamo messo sul mercato il 10,5% della società, abbiamo in realtà distribuito più del 20% con una raccolta di 250.000 euro. L'obiettivo di questa campagna, al di là della raccolta, era soprattutto di farci conoscere sul mercato italiano, perché dopo anni di studi, di affinamenti, di test e di attività fatte con alcuni studi legali, con alcune realtà selezionate, adesso vogliamo andare sul mercato business to business di tutta Italia. E quindi avevamo bisogno da un lato di una spinta di natura finanziaria, dall'altro di poter comparire su vari diciamo, spazi mediatici. Siamo comparsi qualche giorno fa, per esempio, sul Corriere Imprese. Cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato Legalai Pro, che è un servizio cloud, quindi accessibile tramite internet, per acquisire le prove da internet. Un servizio semplicissimo, quindi se una persona è in grado di navigare su internet, allora è anche in grado di acquisire prove, veramente l'utilizzo è estremamente facilitato, non richiede competenze tecniche o legali specifiche, mi consente di avere 20 minuti di navigazione online e ovunque io vada in quei 20 minuti vado a raccogliere tutte le prove che vengono messe in un apposito fascicolo, in un apposito report marcato temporalmente, di cui ne viene garantita l'immodificabilità da un lato, per cui acquisendo con Legalai siamo l'unica soluzione in questo momento presente che garantisce la non modificabilità delle informazioni. Nessuno, neanche noi che siamo i tecnici che hanno sviluppato la soluzione, possiamo andare a modificare il contenuto dell'acquisizione, e al tempo stesso garantiamo che quel dato sia protetto, cioè non accessibile. Solo il nostro cliente sa cosa ha acquisito, noi non possiamo entrare nell'ambito del dato raccolto. Il servizio in cloud quindi non richiede nessuna installazione software, è sufficiente accedere con un browser e si può immediatamente andare a effettuare un'acquisizione. Vi porto alcuni casi d'uso, che alla fine i casi d'uso sono per noi un documento in continua crescita, perché noi abbiamo realizzato una sorta di macchina fotografica legale, poi ogni utente la usa a modo proprio e quindi poi ci riferisce magari specifiche casistiche. Qui sono casi d'uso legati specificatamente al mondo azienda, business to business, e andiamo da situazioni in cui devo tutelarmi da dipendenti infedeli. Faccio un esempio: il classico dipendente in malattia che in realtà posta foto su Facebook mentre sta sciando gioiosamente su qualche cima montana, agli attacchi di diffamazione che possono avvenire in ambito social rispetto alle pagine dell'azienda, alle fake news, fenomeno sempre più in crescita in questo periodo. Quello soprattutto che abbiamo visto estremamente interessante è la parte di concorrenza sleale. Abbiamo notato un aumento molto rilevante, ben sopra il 5-10% che vi segnalavo prima, dei fenomeni di concorrenza sleale, cioè situazioni in cui un'azienda, per esempio, va a vendere prodotti senza licenza, va a vendere prodotti contraffatti, va a utilizzare il nome di un'altra azienda per farsi bella, per poter acquisire il mercato, per dare false referenze. In tutti questi casi... Dario, ti segnalo il tempo. Perfetto, posso andare a fare la fotografia, raccogliere il contenuto e metterlo in sicurezza per poi decidere col mio legale come voglio procedere. Ci rivolgiamo a una pletora di mercato abbastanza ampia,
abbiamo una modalità di fornitura del servizio che va dalla singola acquisizione one shot, acquistabile direttamente online tramite carte di credito, fino a pacchetti o licenze d'uso. Facciamo una parte formativa che è molto importante, legata a spiegare alle aziende quali sono i rischi diciamo nel mondo cyber, nel mondo online, e come andarsi a tutelare. Quindi questo è un aspetto sicuramente di interesse. Chiudo, previsione di fatturato 2023, siamo intorno al milione di euro con circa un 325.000 di EBITDA. Vi ringrazio. Grazie a te per la presentazione molto chiara. Come prima, se ci sono domande, curiosità, ne approfitto io per chiederti il numero di clienti che già avete, quanti utenti già utilizzano la... Guarda, ad oggi abbiamo circa 400 acquisizioni che sono state effettuate tramite il nostro servizio. Diciamo che abbiamo chiaramente clienti one shot, quindi il cliente che arriva, fa la singola acquisizione e poi magari torna dopo un anno perché gli succede un evento, un commento su Facebook e così via. Abbiamo situazioni in cui clienti anche di natura privata, per esempio chi viene magari, chi è soggetto a stalking, messaggi WhatsApp, che anche questi possiamo andare ad acquisire e così via. Abbiamo poi clienti invece, grossi studi legali, che acquistano pacchetti per esempio da 20, 30, 50 acquisizioni, quindi vanno a consumo e poi a riacquisto. Una cosa che mi fa piacere dire è che l'Università di Catania ha scelto il nostro strumento come strumento per formare i digital forensics di domani, per cui con loro abbiamo fatto circa un centinaio di acquisizioni proprio per consentire a questi ragazzi di capire come si acquisisce la prova e dargli uno strumento con cui operare. Molto bene, ringrazio. Grazie. Qualche altra curiosità, domanda dal pubblico? Devo dire che sei stato talmente chiaro che su quello che hai detto è difficile fare molte domande. Mi permetto solo per avere un'indicazione, diciamo, del costo, cioè se puoi dare a chi partecipa cosa può costare. Certo, e poi mi permetto di aggiungere del cosa mi farebbe piacere fare qui. Il costo è di 245 euro per una sessione di 20 minuti di navigazione. Chiaramente poi posso rifarla più volte se non mi va bene e così via. È ovvio che con i pacchetti questo costo viene a essere ridotto, quindi tipicamente il pacchetto delle sessioni omaggio. Chiaro che poi se andiamo su grandi numeri, quindi quando lo strumento viene introdotto in azienda, anche e soprattutto in maniera proattiva, devo sottoscrivere contratti online, voglio cristallizzare le pagine per essere sicuro di quello che sto sottoscrivendo e che non mi cambino le condizioni, devo fare, non so, 20 acquisizioni al giorno, è chiaro che c'è un sistema a licenze che viene realizzato ad hoc e quindi i costi variano in maniera importante. Quindi mi hai stimolato una seconda domanda ed è: che cosa bisogna installare? Nulla, nel senso che si naviga su un qualcosa che ci date voi, quindi devo solo passare su un qualche cosa... Accedere al sito legalai.it. E da lì navigo sulle cose che voglio controllare. Sembra semplice, in realtà dietro c'è ovviamente una complessità. Altro che semplice. Cioè, però, siete stati bravi a renderlo, a farlo sembrare semplice, che questo è un grande pregio. Su questo mi fa piacere dire che, ed è una cosa che veramente da friulano mi fa molto piacere, noi siamo un'azienda piccolina, adesso stiamo crescendo, ci stiamo strutturando, però abbiamo trovato in Friuli tante realtà con cui abbiamo collaborato, di altissima competenza, altissima tecnologia, veramente nel giro di 40 km da dove siamo abbiamo trovato veramente tante realtà estremamente innovative, interessanti, che ci hanno consentito di realizzare questa cosa che è unica al mondo in questo momento. Dicevi che cosa stai cercando? Quello che stiamo cercando è rapporti con aziende di magari rilevante dimensione per ragionare assieme su casi d'uso e come introdurre lo strumento in una maniera proprio in filiera in qualche modo. Quello che noi cercheremmo di fare, vorremmo che succedesse, è che le aziende invece che intervenire in maniera reattiva quando ormai si è verificato il fenomeno e lì la situazione diventa poi di gestione, potessero intervenire in maniera proattiva. Faccio l'esempio delle piccole start-up, no? Start-up che magari realizzano dei prodotti nuovi ma non hanno possibilità di brevettare, non hanno possibilità di tutelarsi. Beh, anche cristallizzare, dare data certa a un prodotto, a un design e averne paternità tramite il nostro strumento a 245 euro contro magari diverse migliaia di euro può essere una modalità iniziale quantomeno di tutela. I casi d'uso sono davvero tantissimi, li impariamo noi dai nostri utenti. Ci farebbe piacere sviluppare dei casi d'uso particolari con realtà di rilevanti dimensioni della nostra regione.
Bene. Mi chiedono in privato, e ti pongo la domanda, se utilizzate tecnologia blockchain per sviluppare quello che avete sviluppato. Allora, sì e no, nel senso che la tecnologia blockchain abbiamo sviluppato 3 metodologie diverse in realtà di utilizzo, alcune legate alla blockchain, nello specifico al framework Ethereum, non sono ancora in produzione, sono in pre-produzione, dobbiamo valutare quale delle 3 opzioni andare ad attivare, ma mi sento di dire che tra pochi giorni troverete il timbrino blockchain. Non attenzione perché fa, scusatemi il francesismo, fa figo avere la blockchain o perché va di moda, ma perché la blockchain ci consente di dare garanzia di non modificabilità della prova nel tempo. Il fatto di poter memorizzare in blockchain gli hash, le firme del materiale acquisito vuol dire che ha una garanzia temporale praticamente illimitata. Diamo una garanzia ai nostri clienti ancora maggiore di quella che già adesso riusciamo a dare con la nostra tecnologia. Molto bene. Un ultimo suggerimento, spunto, e questo viene dalla direttrice Lidia Alessio Verni. La vostra soluzione è adatta, sarebbe adatta in particolare anche per le aziende culturali e creative, e per gli artisti online, e per tutelare la propria proprietà intellettuale? Assolutamente sì, non solo, siamo insomma a disposizione anche in situazioni di associazioni o realtà che senza scopo di lucro ma vanno a voler tutelare alcune parti sociali, a fornire tranquillamente la nostra soluzione, insomma, in situazioni in cui può esserci bisogno. Penso a situazioni di violenza, di particolari in cui la raccolta delle prove diventa un qualcosa di importante. Siamo a tutti gli effetti un'azienda, insomma, che ha un impatto sociale, quindi ci va bene, ecco, avere anche interlocutori non strettamente legati al mondo del business in questo senso. Molto bene, complimenti. Io direi che siamo andati oltre il tempo, però ne valeva assolutamente la pena con tutte e 3 le start-up. E prima di chiedere a Lorenzo di dividerci nelle 3 stanze e poi eventualmente trovarci nuovamente tutti qua al termine, vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle 17, con altre 3 imprese, start-up innovative, Progetto Oneste, Enecolab e Suplin. Adesso direi che possiamo approfondire ulteriormente i contatti all'interno delle 3 stanze. Grazie a tutti per il pomeriggio e buon proseguimento.